Per l'ultimo saluto a Yoco c'erano anche il figlio Riccardo in carcere a Treviso e il nipote Ivan detenuto a Padova. Il piazzale della chiesa di Santa Maria del Rovere è stato letteralmente presidiato da polizia e carabinieri, mentre scortati dalla polizia penitenziaria, figlio e nipote sono stati accompagnati all'interno del tempio salutando i familiari a distanza. Credo che fosse un suo diritto essere presente all'estremo saluto del padre. Credo che egli stia attraversando un momento veramente terribile, perché è consapevole che tutto questo è stato generato anche da un contrasto che lo riguardava. È un funerale blindato quello di Riccardo Durdevic, il capoclan rom che era stato ferito mortalmente a colpi di pistola dal nipote Branco a Borgo Capriolo. A vegliare da ieri la salma del 53enne, tutti gli 8 figli e i numerosi parenti e amici provenienti da ogni parte del Veneto, nella casa nel quartiere di Santa Maria del Rovere, poco lontano dalla chiesa, dove questa mattina si è svolto il funerale celebrato da Don Adelino Bortoluzzi. In ogni colonna della chiesa una corona con i nomi dei figli e delle famiglie che gli hanno voluto rendere omaggio. Ai piedi dell'altare, di fianco alla bara, la fotografia del papà, del nonno Yoco. Tra le 300 persone presenti anche molti bambini. Nell'omelia del parroco, parole per incoraggiare una riconciliazione. Io vedo quanta tristezza, quanta amarezza, quanto dolore c'è nei vostri volti. Però vorrei anche che voi vi apriste a una speranza nuova. Un messaggio di pace confermato dal cugino Janko al figlio di Riccardo Durdevic. Che anche lui prosegua alla volontà del papà, niente guerre, solo pace. I parenti avevano addirittura chiesto se potevano noleggiare un elicottero per spargere i petali dei fiori sopra la bara. All'uscita dalla chiesa sono stati invece i nipotini a lanciare i petali di rosa tra gli applausi dei presenti.